Venerdì 2 dicembre ha avuto luogo al Centro Giovanni XXIII di Belluno l'assemblea costitutiva della nuova famiglia ex migranti dell'associazione. Davanti ad un pubblico numeroso e attento, dopo le parole introduttive del presidente Gioacchino Bratti, il coordinatore pro tempore Patrizio De Martin ha ringraziato i convenuti, dei quali sono state ricordate lunghe ed esemplari storie di lavoro in immigrazione, ha illustrato la genesi della famiglia attraverso i numerosi incontri preparatori, ne ha spiegato funzione e finalità e infine ne ha delineato alcune possibili linee operative. Si è quindi provveduto alla costituzione del comitato direttivo che procederà in seguito alla elezione del presidente e degli altri organi. Hanno portato il loro saluto ed augurio anche i vicepresidenti Renato De Fatti e Patrizia Burigo ed il direttore Marco Crepaz. L'incontro è stato impreziosito da una splendida serie di slide su personaggi storici dell'emigrazione della città e del comune di Belluno, preparata e illustrata da Dino Bridda, e dalla proiezione del suggestivo filmato sul 45esimo della BM, Una storia, un progetto, una terra, concludendosi infine con una lieta cena comunitaria.